Sono le 12 il punto ed è il momento perfetto per iniziare un nuovo appuntamento con Io Confro Siciliano Live. Bentrovati a tutti quanti da parte di Elena Chiavetta, bentrovati all'interno di uno spazio che come sempre ci darà l'opportunità di conoscere delle realtà bellissime, rigorosamente siciliane. E allora invito subito a raggiungermi all'interno di questo spazio virtuale ma che ci racconta un mondo vero e che sta tutto intorno a noi, Rosalba Gambino. Benvenuta Rosalba. Grazie, ciao Eliana. Rosalba, che oggi Buongiorno a rappresenti tutti. anche tuo marito, Marco, parlando di pezzi di core. Pezzi Icore. Pezzi Icore, va Icore, detto sì. giusto. Sì. Pezzi Icore che nasce ormai 3 anni fa. Sì, nasce 3 anni fa e è il desiderio di raccontare la Sicilia in modo nuovo, divertente, simpatico, con immagini inedite realizzate da me. Sono delle dame, in realtà sono una collezione di dame, io dico sempre che è una collezione aperta, è una collezione di dame che raccontano la Sicilia attraverso il loro outfit e la loro acconciatura. Ecco, questo è il mio modo di raccontare. Me le fai vedere subito, una prima dama, Assolutamente così sì, neanche guarda. il tempo di riscaldarci. Guarda, ti faccio vedere Anciova. Cecilia Anciova in Pezzicore, c'è realtà questa dama buonissima, sì, dovremmo dire, più che bellissima. appunto, Bellissima e buonissima. buonissima. Lei indossa questo piatto tipico palermitano. Invito tutti ad assaggiarlo, poi avremo anche Mimmo. Quindi la pasta siciliana con i condimenti siciliani è un piatto tipico che io racconto in maniera simpatica. Poi abbiamo anche Duci, ad esempio. Questi sono dei book con delle copertine. Bellissimo. E ogni È vestita di copertina, cassata e ha in testa di lei tutto e di sì, più. sul suo capo ha i cannoli, la cassata, vedi? Che meraviglia. Ma La scusami, la frutta martorana. martorana al collo come collana, ma come ti è venuto in mente di unire, e cioè di trasformare questi cibi, per esempio come in queste 2 dame che ci hai mostrato, in accessori, abbigliamento? Brava, sì, perché penso che allora intanto un siciliano non indossa la Sicilia, lui è Sicilia. Quindi io penso che nel momento in cui sì, un siciliano si racconta e non deve andare troppo lontano, deve semplicemente raccontarsi. Se tu vedi ogni dama, vedi qua ad esempio c'è Zagara, abbiamo Siciliana, abbiamo No, Duci aspetta, con non i andare fiori. così di corsa, Sì, sì, fammele scusa, vedere. perdonami. Sì, sono un treno, voglio No, no, raccontare tu il più parla, però mi fai possibile. vedere le immagini un po' più piano piano, così c'è la Allora, ti Zagara che era faccio bellissima e vedere Zagara. romantica. Sì, che Ovviamente bella. Zagara è un profumo che ti ricorda automaticamente la Sicilia. Tu dici Zagara, tu ricordi Sicilia. Poi abbiamo qui Ciuri, che è la nostra elegantissima dama, dolcissima, romantica dama, con tutti i fiori che nascono in Sicilia. Quindi queste dame, ma non soltanto i dolci, abbiamo ad esempio anche, guarda, Aquila, Ok. Ah, qui ci sono i che parla di palazzi più importanti. Palermo. Eh sì, perché Sì, guarda qui, racconta, indossa il vedo il Teatro Politeama. Politeama. Sì, Ah. perché come ti ho detto all'inizio, io penso che il siciliano debba raccontare se stesso. Tutti loro hanno uno sguardo chiuso, hanno gli occhi chiusi, se ci fai Mhm. caso, perché hanno uno sguardo introspettivo per mettere poi fuori la bellezza che hanno dentro. Quindi diciamo che il messaggio che voglio dare è la bellezza di questa terra che si racconta soltanto attraverso i siciliani e quindi all'animo dei siciliani. Io ti ho Il mio chiesto di desiderio. farci vedere bene queste immagini, però in realtà dall'altra parte c'è Paolo Gatto che mi ha detto aspetta che noi abbiamo il modo di farvele vedere bene bene queste immagini, quindi guardiamole insieme così poi le Sì, commentiamo. ok.
Ma qui abbiamo visto di tutto, Ma oltre guarda, io mi questi... commuovo perché sono innamorata delle mie cose, ma come si fa? Mi piacciono, io le guardo e dico wow, sono mie. Eh sì, Ma tu guarda, ci è stavi un... facendo vedere questi blocchetti, ma abbiamo visto anche t-shirt, Sì, perché puti, di tutto e di allora, più. intanto le dame sono cartoon, se tu vedi, sono dei personaggi cartoon che si Bellissimi. avvicinano anche al linguaggio dei giovani. Ecco È cosa vero. vorrei fare. C'è un progetto dietro che è molto più grande di questo e che ci sto lavorando. Ogni book racconterà la storia di questa dama, ma anche così la storia della Sicilia. Quindi un ragazzino, un adolescente che va a comprarsi un book, una t-shirt, una tazza. Ecco, c'è un messaggio che va oltre l'immagine, c'è la storia della propria terra. E questo è il mio modo di raccontare la Sicilia. Ma cosa c'ha in testa Aquila? Wow, il Politeama, cos'è il Politeama? È uno dei teatri più grandi che c'è a Palermo. Insomma, questo è il mio modo di trasmettere la Sicilia. Tu Ecco. parlavi dei siciliani che conoscono la propria storia, ma io so che attraverso il sito, poi ricordiamo ormai anche attraverso www.iocomprosiciliano.com, tu stai arrivando ovunque, in tutta Italia richiedono pezzi di Ma core. guarda, ho tantissimi clienti del Veneto, della Lombardia, del Lazio, Torino, tantissimi, e anche fuori, ti dico la verità, in Germania, molte persone mi hanno contattata per avere i miei prodotti e questo per me, insomma, è una gioia. È bellissimo. Tu sei molto attiva sui social, anche perché, come dicevi, queste immagini, questi cartoon sono un'immagine piacevole agli occhi, piacevole anche per un pubblico molto giovane che col web Assolutamente. va molto d'accordo. Ma penso che l'arte debba essere spiegata con lo stesso linguaggio dei giovani. Io non voglio che l'arte sia guardata come l'arte a scuola, ecco. È qualcosa di monotono che ormai dobbiamo imparare a trasmettere in maniera diversa, anche in maniera molto simpatica e giovanile. Io mi rendo conto che chi viene a contatto con le dame si chiede: ma che dolce è? Ed ecco vengono fuori anche proprio la voglia di andare ad assaggiare quella tipologia di dolce. O che monumento è? C'è anche, guarda, ti faccio vedere una t-shirt con aspetta, sì, Io Cefalù. le vorrei tutte, Guarda, cioè uno per ogni giorno della settimana. guarda. Ma è qui veramente una regina. Eh sì, questa è una dama che indossa ovviamente il duomo poi sul suo capo, è ciò che decora il suo capo, il suo collo, insomma, è lo stemma di Cefalù. Ma anche su Aquila, se tu noti, guarda, ti faccio vedere una cosa, aspetta, perché devo Sì, inquadrarlo bene, sì, sul collo ha riconosco. l'aquila, per questo si chiama aquila, perché il simbolo di Palermo, ne sappiamo che è quello. E quindi, insomma, sto cercando a parte che ho veramente tanto lavoro, perché raccontare la Sicilia è un impegno a vita. Potrei Cioè, non finire veramente. mai. Eh sì, perché guarda, i monumenti, i dolci, le persone, niente, guarda, ho veramente così tanto dentro questa testa che a poco usciranno fuori, ma è una Sentiamo cosa collezione arriva. aperta. Sentiamo cosa arriva nel frattempo prima di salutarci anche da chi ci sta seguendo in diretta. Ci sono i saluti di John Blandi, buon dia a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Jonathan Scala che dice meravigliosa Rosy e c'è anche un cuoricino per te. Marisa Gambino che dice sei super Rosalba Gambino. Ancora Luca Leonardi dice complimenti, questo unisce moda e cucina e ci metterei anche cultura all'interno perché c'è Sì, tanto anche di quello, quindi veramente complimenti per questo lavoro eccezionale Rosalba, noi ti seguiamo, continueremo a farlo da vicino e ricordiamo grazie. che oltre ai tuoi canali di pezzi di core c'è Io Compro Siciliano, www.iocomprosiciliano.com, il nostro marketplace dal quale potranno raggiungerti, scoprirti e portarti in tutto il mondo. A presto Grazie. Rosalba! Grazie, un bacione, ciao. Ciao!
E noi continuiamo. C'era stato già uno spoiler perché Rosalba aveva annunciato prima chi sarebbe stato il prossimo ospite e già di pasta ne abbiamo parlato con l'Anciova che ci aveva presentato Rosalba, ma passiamo a uno che di pasta se ne intende e come. Mimmo Giglio, ben arrivato all'interno di Io Compro Siciliano. Buongiorno Eliana, buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano, grazie per l'invito. Allora parliamo adesso di una realtà importante come quella del pastificio Giglio, Pasta Giglio, questa realtà produttiva che ha tutta una storia da raccontare. Intanto dovremmo partire dalle presse continue, dalle trafile in bronzo e tutto quello che permette la realizzazione della pasta fresca farcita con non so quanti tipi di ripieni fate? Tanti, tanti, Tanti. tanti. Perché elencarli tutti Non, ci non vogliono scendiamo 10 non giorni. scendiamo troppo nei dettagli perché spesso come dire, personalizziamo il prodotto in ragione di quello che il cliente ci chiede, quindi lo Ok. standard diventa qualcosa di molto approssimativo. E poi Ma io è una cosa che si può fare anche per quantità modiche, quella della sì, certo. personalizzazione? Sì. Noi continuiamo ad avere comunque, e ci teniamo molto ad avere l'immagine del laboratorio artigianale. Quando mi chiedono cosa fai, io mi vanto di dire sono un artigiano, dove la manualità comunque ancora ha un peso e una misura rispetto a quelle che comunque sono le necessità delle apparecchiature, quindi della tecnologia. Eh, Parliamo sicuramente di prodotti, io mi sento molto legato a Io Compro Siciliano, abbiamo avuto modo di discuterne tra l'altro perché a ragion veduta Pasta Giglio è fortemente legata al territorio. Io credo di poter affermare senza dubbio di essere stato il primo produttore a credere nella filiera, quindi a non produrre pasta fresca all'uovo, noi non ne abbiamo mai fatto, e soprattutto ad utilizzare quelli che sono i grani della nostra terra. Io non amo il termine antico perché il grano è sempre stato quello, non c'è nulla di antico, forse può fare anche moda questa parola, ma in realtà è grano siciliano e a quello È io e sarà. è e sarà sempre grano siciliano. Se no antico sembra qualcosa che è passato, invece anche oggi è la nostra speranza deve essere quella che a differenza di tanti prodotti, poi lì si parla di OGM e altre cose varie, che si possa tornare alla naturalezza di quello che anche i nostri nonni avevano, ma noi dobbiamo incrociare le dita e sperare che possa arrivare ai nostri nipoti, è quello l'obiettivo. È quello per cui io ho combattuto per più di 30 anni ormai. Ed è l'eredità, tra virgolette, che voglio lasciare a mio figlio, ho lasciato a mio figlio, che comunque è perfettamente integrato in azienda, ma da trentenne ovviamente ha ancora tanta strada da percorrere. Considerato soprattutto il fatto, e se ti ricorderai, ne abbiamo parlato in uno dei tuoi meravigliosi telegiornali a TRN, Insieme, sì. è arrivata, come dire, è arrivato il momento anche di produrre la pasta secca. E possiamo dire di essere veramente dei produttori, come dire, molto particolari, nel senso che noi produciamo la pasta secca dentro il carcere del Lucerno, che avevamo fatto vedere in giro. Sì, sì, sì. Ecco, lì credo che noi abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante, perché con la pasta secca riusciamo a raggiungere dei mercati che la pasta fresca non ci consente di poter affrontare, che sono i mercati oltre quella che è la cerchia metropolitana di Palermo. Quindi Io credo poter spedire, affrontare delle tempistiche di consegna più lunghe, è normale, la pasta fresca ha una vita molto più contenuta. L'osservazione è importante perché la pasta fresca ha una shelf life molto lunga, quindi ci permette di spedire, dove diciamo, i nostri clienti affezionati vengono, come dire, forniti da Roma in su, perché io il sud per ora l'ho trascurato un pochino, per motivi su cui preferisco sorvolare, ecco. Ok. Però sappiamo che socialmente ha un peso importante, quindi siamo, dicevo, gli unici produttori in Italia a fare pasta secca dentro un istituto penitenziario. Poi Lucernone ha una sua storia, ha un suo perché, quindi siamo molto soddisfatti perché i risultati sono stati tanti e soprattutto lusinghieri, e quello per noi è importantissimo.
Vogliamo fare vedere la tua realtà, vogliamo fare conoscere Pastagiglio a chi ci sta seguendo su Io Compro Siciliano. Vediamo insieme questo video. Grazie. Ora capisco che è doveroso far vedere questi video, ma Mimmo, capisci che è un attentato a chi in questo momento ancora non è in cucina a preparare per il pranzo, a chi non è pronto per mangiare, perché l'acquolina in bocca. Soprattutto a quest'ora, hai ragione. No, È un attentato di bontà. Comunque, vedi, questo, per essere, diciamo, chiari, è il compendio di quello che noi realizziamo. Come sicuramente si è potuto notare, teniamo molto alla filiera, ma soprattutto teniamo molto a quelle che sono le tradizioni della cucina nostra, palermitana nello specifico. Questi sono prodotti freschi che ovviamente non possono essere spediti, ma possono essere consegnati in città o possono essere acquistati nel nostro punto vendita qui alla Cala, da cui io adesso vi sto parlando, e che insomma è abbastanza suggestivo come scenario. Soprattutto per fortuna negli ultimi anni è stato rivalutato ed è diventato veramente uno dei punti più belli della nostra città e dei punti più significativi. Ma quindi un consiglio su come approcciare, visto che stai parlando anche della possibilità di personalizzare questa attenzione al singolo cliente, che consiglio dai per approcciare alla Pastagiglio? Venirvi a trovare, conoscere, poi prendere informazioni, o in questo momento che è un po' più complicato anche telefonando? Qual è il consiglio migliore da dare? Ecco, io vorrei aprire intanto una parentesi molto breve ma significativa, perché porto anche la voce dei miei amici ristoratori che in questo momento stanno attraversando un momento di grande difficoltà. E io mi sono sempre schierato al loro fianco, vuoi perché comunque il nostro lavoro su di loro è concentrato, vuoi perché dietro un ristoratore c'è un mondo che in questo momento è in ginocchio. Detto questo, i clienti che sono interessati, comunque tutti coloro che fossero interessati a acquistare qualcosa, sappiano che noi ogni settimana sulla nostra pagina di Facebook o sul nostro sito pubblichiamo un menu che potranno trovare per tutta la settimana. È chiaro e evidente che se qualcuno avesse delle richieste diverse dal menu, sarà sufficiente telefonarci, chiamarci magari con un giorno di anticipo e noi possiamo accontentare anche la richiesta non in menu. Per quello che riguarda la disponibilità delle consegne a domicilio, per quello non ci sono problemi, perché noi dal lunedì al venerdì abbiamo un servizio efficientissimo, tra l'altro. Basta chiamarci e noi raggiungiamo i nostri clienti.
senza problemi. Ma sono anche loro a raggiungerci, perché so che sono già arrivati alcuni messaggi, così prima di salutarci li leggiamo insieme. C'è Joseph Vincent che dice: top pastificio Giglio, gran lavoratore. È un bellissimo complimento questo. Luca dice: pasta Giglio la più buona della Sicilia, ed ecco qui ancora. E Joseph dice: non dimentichiamo i condimenti e secondi, li abbiamo visti nel video. Joseph, grazie, c'erano quegli involtini di pesce che parlavano da soli, me li ricordo perfettamente. Insomma, come vedi, in tanti ti seguono, in tanti ti apprezzano, ma tanti ancora magari dopo l'appuntamento di quest'oggi ti scopriranno per la prima volta, ed è questa la bellezza di Io Compro Siciliano, di scoprire nuove realtà e nuovi gran lavoratori, come diceva poco fa appunto uno del nostro pubblico in un commento, che meritano di essere messi al primo posto. Prima la Sicilia, facciamo un po' di patriottismo sano che in questo momento serve. Grazie Mimmo Giglio per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata e buon lavoro. Grazie, immagino che adesso tutti quanti andranno a preparare un ottimo piatto di pasta, perché è quello a cui stiamo pensando tutti dopo questa intervista. Noi ci risentiamo domani sempre a mezzogiorno con Io Compro Siciliano Live.